Allora, la serata di stasera è dedicata appunto ai pozzi sacri. Sandro fa un altro mestiere, è un topografo, quindi si occupa però di misurazioni e quindi lui ha scoperto delle caratteristiche sui pozzi sacri che è andato poi a verificare sul campo. Lui mi parlò di questa teoria un po' di tempo fa, 2020, quindi parliamo di quasi 3 anni fa. Alcuni di voi li ho portati qui per far vedere il fenomeno che si verifica, quindi quello che io vi ho fatto vedere di presenza, perché io li ho portati per vederlo dal vivo. Oggi lo vedrete raccontato, va bene? Quindi torneremo e lo verificheremo sul campo. Sandro ha finalmente dato una motivazione scientifica, verificabile e logica alla fatica che hanno fatto questi nostri lontani antenati oltre 3000 anni fa, perché i pozzi sacri sono dal 1300 a.C. in poi. Finalmente ci ha detto a che cosa servivano, o perlomeno ci ha detto la funzione principale. Poi il fatto che all'interno dei pozzi si svolgessero dei rituali, delle cerimonie, che l'acqua venisse venduta per ottenere dei benefici nella salute, come facciamo ancora oggi, beviamo un'acqua minerale piuttosto che un'altra, questo non lo sappiamo, possiamo soltanto supporlo, ma quello di cui vi parlerà Sandro oggi è certezza perché è verificabile. Allora, il titolo è l'archeologia sostiene l'archeoastronomia. È molto difficile che questo succeda, perché in genere l'archeoastronomia va per i fatti suoi, basandosi su quelli che sono gli studi di archeologia. Qua invece siamo arrivati a un percorso contrario. Perché? Perché quando nel 2020, anzi anche un po' prima, ho studiato il pozzo di Spilovis, non pensavo di arrivare a questo punto. In quel momento mi bastava aver individuato quello spiraglio che c'è nel pozzo sacro, per poter fare una mia ipotesi. Quella ipotesi è stata suffragata dagli scavi archeologici. Ma parliamo del pozzo, vediamo com'è realizzato il pozzo di Spilovis. Questo è l'ingresso al pozzo prima degli scavi, una bella fotografia. Il pozzo di Spilovis qui diciamo che ha delle particolarità di cui parla anche l'archeologa Donatella Salvi, lei descrive due particolarità del pozzo sacro. Una è questa, quella del paramento murario, che è di una bellezza eccezionale, questo, in contrapposizione al paramento murario delle ali dell'androne d'ingresso, chiamiamolo così. Come si chiama? Vestibolo d'ingresso, che è più è grezzo come fattura, però andando a vedere bene nei particolari si capisce che è qualcosa di voluto, perché i due muri sono perfettamente connessi uno all'altro, per cui c'era un'intenzione di realizzarlo proprio così. Detto questo l'ho detto perché poi mi devo riallacciare a quello che dice dopo la dottoressa Salvi. Questa è un'immagine vista da un drone. Questo è stato fatto a a ottobre scorso, praticamente, il 6 ottobre. Sì. E vediamo il pozzo così come è ora, praticamente con lo scavo già effettuato. I pozzi sacri
sono edifici costituiti da due elementi. La parte anteriore della facciata è costituita da un edificio rettangolare. La parte posteriore della facciata, quello quindi dove c'è l'acqua, è costituita da un edificio circolare. I due edifici, circolare e rettangolare, si incastrano fra loro e si poggiano esattamente nella soglia d'ingresso. Okay. Veniamo adesso a una questione. Come si arriva al sito archeologico e incontriamo questo cartello che a un certo punto dice che sul Pozzo Sacro è impiantato un nuraghe monotone. Senza apertura, senza ingressi. Qui non dice se ci sono ingressi o non ci sono ingressi, per cui io appena sono arrivato mi sono immaginato un nuraghe monotorre sopra il Pozzo Sacro, per cui il Pozzo Sacro di pertinenza al nuraghe. E invece siamo in una situazione completamente diversa, perché questo è quello che vediamo del tamburo esterno del Pozzo Sacro. Praticamente qui vediamo la parte di destra, se lo vediamo dall'ingresso, vediamo questa parete in rosso. Giriamo attorno e vediamo questa parte qua. Fino ad ora di ingressi non ne abbiamo visto. Andiamo avanti, anche qui ingressi non ce ne sono, e anche nell'altra parte, alla fine del perimetro, non c'è traccia di ingresso. In tutto questo vediamo che i massi che formano questa costruzione sono abbastanza piccoli. Ora, qui non abbiamo un metro di paragone, però chi l'ha visto si è reso conto che i massi hanno queste dimensioni, non di più, per cui non sarebbe un nuraghe già per questo motivo. Per cui nel presunto nuraghe non vi è traccia di alcun ingresso. E alcuni dubbi ce li ha già la dottoressa Salvi quando in un suo studio scrive: il secondo elemento, il primo elemento era quello che vi ho descritto prima, le due murature, una finissima e l'altra grezza. Il secondo elemento nuovo, scrive, è costituito dalla presenza nella camera superiore di diametro maggiore al vano del pozzo e priva di accessi nell'elevato che si conserva. Dice che nella muratura che si conserva non vi è traccia di ingresso. Non è possibile escludere però che un'apertura potesse essere ricavata a maggior altezza, ma sarebbe comunque risultata priva di corrispondenza sia col piano di campagna esterno che con il pavimento interno dell'ambiente. Cioè praticamente questa è la sezione, questo è un disegno tratto da uno studio archeologico. Qui vediamo il pavimento di questo pseudo nuraghe, che ha il muro a un'altezza qui di circa 2 metri, sulla parte esterna siamo sul 1,20 m o qualcosa di più, per cui non è possibile né entrare né uscire agevolmente da questo presunto nuraghe. Si sarebbe dovuto arrampicare fino alla sommità e riscendere, e comunque avrebbe avuto una camera cieca. Certo, per cui non ha alcun senso definirlo nuraghe. Pertanto, cosa è questa costruzione sopra il Pozzo Sacro? Ce lo dice la stessa dottoressa Salvi, quando scrive ancora: tuttavia la presenza della nicchia ricavata a livello del pavimento e il foro cilindrico
che corrisponde al culmine della tolos inferiore, dimostrano che qualcuno o qualcosa vi dovesse trovare posto, forse in occasioni particolari legate al rituale. Cosa significa? Qui abbiamo una nicchia che è stata ricavata nel corpo della muratura dello pseudonurale, diciamo. Una nicchia che a qualcosa deve servire, doveva servire. Già la dottoressa Salvi si pone questa domanda. Ecco, doveva prendere posto all'interno di questo vano qualcosa o qualcuno. Io ritengo che questo recinto sacro, questo recinto che racchiude un'area sacra, non doveva ospitare niente, né cose né persone. Doveva far entrare semplicemente la luce del sole, niente di più. A quello serviva. Posso dire che in questo vano ci debba entrare solamente la luce in un determinato momento dell'anno. Vediamo quale. La luce del sole può entrare dentro questo recinto solamente al solstizio d'estate. Al solstizio d'inverno i raggi solari sono troppo poco inclinati per poter entrare dentro la nicchia. No, ma neanche, diciamo che né nella nicchia né tantomeno dentro la cupola ogivale. Non ci può entrare neanche la luce agli equinozi dentro la cupola ogivale, però può entrarci la luce che al solstizio d'estate, perché ha un'inclinazione tale che può attraversare l'oculo sommitale della cupola. Cosa succede al solstizio d'estate? Diciamo che se abbiamo un regime medio dell'acqua, il 21 di giugno il Sole, entrando dall'oculo sommitale, si riflette nell'acqua sorgiva e va a illuminare un architrave della scala rovescia. Cioè si forma il riflesso, una V, sì, e il raggio riflesso colpisce una delle pietre che ci sono nella scala rovescia, uno degli architravi. Nel regime massimo dell'acqua viene illuminato un altro architrave della scala rovescia, evidentemente. Nel caso invece ci sia un regime insufficiente, praticamente non vi è alcuna riflessione dei raggi solari. Cosa significa questo? Che probabilmente, io metto sempre un punto interrogativo quando parliamo di problemi antropologici, perché non possiamo avere la verità in tasca. Per cui io penso che il pozzo sacro di Spirovis potesse allora, ma anche oggi praticamente, funzionare come una sorta di idrometro. Un idrometro come quello che si utilizzava anche nell'antico Egitto, per scopi diversi naturalmente. Dove si chiama nilometro. Appunto. Per cui, a cosa serviva questo idrometro?
Aspetta un attimo, Sandro, sì. Così mentre prendi fiato dico un'altra cosa. Se guardate bene la figura, la sezione dell'edificio, noterete che c'è anche una strisciolina azzurra nell'ultimo gradino. In corrispondenza dell'ultimo gradino c'è proprio diciamo, un troppo pieno che quando il regime dell'acqua è abbondante e arriva fino a lì su, non fuoriesce dal pozzo, ma fuoriesce il gradino prima e viene scaricato a valle. Ok? Questa è una sezione fatta prima della scoperta di quella coppella. Sì, del nuovo scavo archeologico che è stato fatto pochi mesi fa. Io quando ho visto questo scavo archeologico, il giorno seguente gli ho mandato un messaggio, gli ho detto guarda cosa hanno scoperto i Spirois, che è la conferma di tutto ciò che sentirete stasera. Per cui diciamo che fungeva e funge ancora, anche se poi adesso non abbiamo più questa necessità, serviva per verificare la quantità d'acqua che poteva esserci in un determinato momento dell'anno. Stiamo parlando evidentemente della stagione estiva, perché è quella la stagione cruciale. Comunque, questa è un'ipotesi che può essere accolta, non può essere accolta. Uno dice stai dicendo un sacco di fesserie, e vabbè, io la penso così. Però c'è qualcosa di particolare che ora vi verrà mostrato. Non lo so se l'hai già fatto vedere. Solo i miei allievi dell'università lo sanno, non ho detto niente. Ok. Allora, partiamo dall'inizio, non dall'inizio. Quando sono andato la prima volta ai Spirois, la prima cosa che mi ha colpito è stato uno spiraglio tra due architravi della scala rovescia. Quello mi ha colpito subito, immediatamente. La cosa mi ha detto: questo è legato a un evento astronomico, non può che essere così. L'ho immaginato subito. Ecco qua. Lo spiraglio fa passare la luce del sole in determinati momenti dell'anno. Io quando ho fatto lo studio pensavo che questo periodo fosse piuttosto ampio, che partisse praticamente dai primi di marzo e arrivasse fino a oltre l'equinozio di primavera. E qui mi sbagliavo. Perché mi sbagliavo? Perché non potevo rilevare perfettamente tutti i particolari del pozzo sacro, ed è difficile fare questo anche col georadar, perché siamo in una situazione molto particolare dove non è possibile mettere neanche il georadar per fare la scansione dentro. In pratica il vestibolo aveva il piano di calpestio pieno di terra, quindi in realtà il pavimento sottostante, il pavimento originale, non era visibile perché era coperto da uno strato di terra. Un mese fa l'hanno tolta la terra e quindi oggi vediamo il pavimento originale. Okay. Quanti gradini ci sono per arrivare fino a giù? Mi sembra 11. Dove? I gradini che ci sono per gli Spirois. 11 o 12? Per me sono 12. 12. La dottoressa Salvi scrive qua che sono 8. No, io ne ho contato 11, quindi il 12° va bene, mi fido. No, ne ho contato 11 anch'io, però sicuramente c'è un altro coperto di fango. Vabbè. Comunque, a prescindere da non è rilevante. Non è rilevante. A noi interessa la quantità d'acqua. Per cui, diciamo questo, la dottoressa Salvi, nel suo scritto, individua la nicchia e lo dice, che c'è questa nicchia dove qualcuno o qualcosa doveva prendere posto.
Noi la nicchia l'abbiamo individuata ed è questa. Ecco, qui l'ho individuata con questo rettangolo rosso e questo ovale individua lo spiraglio. La fessura. Cosa che non ha visto o non gli ha dato importanza alla dottoressa Sala. Oppure l'ha scambiata per un errore dei costruttori. Sì, poteva... hanno sbagliato. È probabile che l'abbia intesa anche in quel senso. Chiedo scusa, non può essere causato da una piccola frana, insomma, che sia No, è un buco. No, è una nicchia vera e propria. È una nicchia. Non è frutto di una di franamento. Ecco, questa è un'immagine bellissima secondo me, non perché l'ho fatta io, ma perché chiunque la possa fare. È un'immagine che ha dello spettacolare. È visto dall'interno, naturalmente. Ecco, visto all'ingresso praticamente. Sì. Visto. Cosa succede? I raggi solari, attraversando lo spiraglio prima dell'equinozio di primavera, vanno a segnare, a proiettare una macchia luminosa sul pavimento dell'ingresso. Ecco, questa è un'immagine del 2020 dove alle 11:33 del 16 di ottobre, perché sono andato proprio in quel giorno, dallo spiraglio passa la luce del sole e forma questa macchia luminosa. In quel momento io non avevo alcuna idea di quello che ci fosse sotto, per cui mi è bastato sapere che nell'arco di un mesetto si verificava questo evento luminoso, a cavallo degli equinozi. Quando Pierluigi mi ha mandato quelle fotografie, la prima cosa che ho pensato è stata il 23 di settembre devo andare per forza a Espirois per vedere che cosa succede il giorno dell'equinozio. Questa è una foto fatta quando c'era ancora la terra. Adesso vedrete col pavimento che cosa c'è sotto. Sono andato a Espirois il 23 di settembre e ho posizionato anche il mio cellulare in modalità timelapse per fare un filmato. Posiziono il cellulare, avvio il filmato, aspetto. Il 23 di settembre non succede assolutamente nulla. Sconforto. Mi sono fatto 2 ore di macchina per niente, anzi 2 all'andata e 2 al ritorno, non sono 4 ore di macchina. E poi però qualcos'altro è scattato e poi ne parliamo. Comunque andiamo avanti. Questo praticamente è quello che succedeva prima dello scavo. Queste 2 rette che simulano il raggio luminoso, e questo è quello che succede oggi. Questa è la data di scatto, 6 ottobre 2023 alle 11:12. Purtroppo è il 6 di ottobre, fossero andati il 2 di ottobre probabilmente avremmo visto la macchia solare passare proprio per il centro della coppella. C'è una coppella con un foro. Vedete questa qui no, di acqua non ce n'è. Infatti prima anche i sedili erano coperti dalla terra. Sì, erano a livello della terra praticamente, non sembravano neanche sedili, sembrava il selciato che portava
all'ingresso. E invece la situazione è questa, cioè questa coppella ricavata in questa lastra di scisto. La coppella ha un diametro di 28 cm e questo foro centrale che è passante. È una sorta di imbuto praticamente quella coppella. Tant'è vero che mi sono portato appresso una bottiglia di plastica, l'ho riempita d'acqua di fonte, buttavo acqua continuamente, però non si riempie praticamente perché va via l'acqua. Probabilmente intercetta il troppo pieno che passa sopra il primo gradino. Per cui questo è quello che vediamo e questa è l'immagine sempre del 6 di ottobre dove vediamo la macchia di luce sul bordo della coppella. Se l'amico che ha fatto queste fotografie e sono degli amici che ho conosciuto il 23 di settembre lì a Ispirose, gli ho spiegato un po' quello che succedeva nel pozzo, che succede nel pozzo, sono rimasti entusiasti e si sono prestati ad andare loro da Muravera a fare questo servizio fotografico, altrimenti io avrei dovuto farmi altri 4 ore di macchina per fare queste fotografie e me l'hanno risparmiato, diciamo. Per cui sono grato a questi amici. Per cui con questa fotografia, diciamo, nel 2023 abbiamo trovato l'obiettivo di quella macchia luminosa. Se prima di fare questo scavo eravamo in una situazione di incertezza, ma sì, chissà che cosa può succedere, questo raggio luminoso, magari è solamente una coincidenza fortuita. Ora no, ora sappiamo che quel raggio luminoso, quello spiraglio, quella nicchia sono stati realizzati per andare a illuminare in un determinato momento dell'anno quella coppella. Qual è questo momento dell'anno? Ancora non ne sono sicuro al 100%, però lo verificheremo fra 4 mesi. Mi lancio comunque a dire che dovrebbe essere, condizionale dubbio sempre, perché fin quando non ho la prova concreta io non dico mai è così. Comunque dovrebbe essere il 12 di marzo. Poi c'è una questione di carattere antropologico legata a questo 12 di marzo, però non ne parliamo se non volete. Poi se vi viene la curiosità andiamo avanti. A che ora? Ad esempio alle 11? Diciamo verso le 11:30. Verso le 11:30 succede. Ecco, cosa succede il 6 di ottobre o l'8 di marzo? Perché c'è da dire che questo evento avviene poco prima dell'equinozio di primavera e poco dopo l'equinozio di autunno. Ciò significa, secondo il mio modesto parere, che la data importante è quella prima dell'equinozio di primavera e non quella dopo l'equinozio di autunno, per i motivi di rinascita praticamente. L'equinozio di primavera c'è la rinascita della natura, per cui è per questo motivo che io penso che quel raggio luminoso doveva intercettare e intercetta la coppella giorni prima dell'equinozio di primavera. L'8 di marzo o il 6 di ottobre il raggio luminoso ha questo percorso, questo tratteggiato rosso, ok? L'abbiamo visto qui, che è questo praticamente, va a toccare il bordo della coppella. Effettivamente
ho fatto in modo che andasse sul bordo della coperta. Il 12 marzo invece dovrebbe passare perfettamente per il centro del raggio luminoso. Per cui questo, ecco qui ho fatto questa simulazione mettendo in evidenza i raggi solari man mano che procede il raggio luminoso. Quale significato possiamo attribuire a questa sorta di imbuto? Grande punto interrogativo. Io però mi permetto di dirne uno. Forza. Poi magari direi una stupidata. Forza. 12 di marzo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sono 9 giorni. 9 mesi, ossia che il Sole stia inseminando l'acqua 9 giorni, mesi prima del 21 di marzo. Quindi tu supponi un una rituale supposizione fertilistico sì, tra sì, Sole e acqua, sì. il Sole, la divinità maschile che insemina la divinità femminile. Sì. E quella è la simulazione del ciclo di 9. Andiamo avanti. È una mia ipotesi, però diciamo che abbiamo esposto quello che succede nel pozzo sacro e a questo punto abbiamo detto che l'archeologia ha sostenuto una ipotesi archeoastronomica. Adesso vi faccio un esempio, che è un auspicio più che un esempio. Questa è la cosiddetta postierla di Murrumanno in Tarros. Questa qui è stata studiata da me nel 2015 e vi ho scoperto una data particolare, il 22 di aprile in questo caso, che si ricollega comunque al 21 di aprile di Santa Cristina di Paoli Lattino, di Santa Anastasia di Sardara e di Fontana Roberta di Ballara. Cosa succedeva e non succede più ora, ahimè, nella postierla di Murrumanno? Questa è una sezione della postierla. Qui, questa che vedete qui è la porta, questa, e questo è il corridoio col pavimento inclinato, per cui non è per niente una postierla come viene sostenuto da gran parte degli archeologi, ma è qualcosa legato a un culto. A un culto. Io ho fatto un rilievo di precisione di questa postierla. Mi sono rifatto anche a alcune misure dell'archeologo che vi fece lo scavo, Carlo Tronchetti, e queste due misure in rosso sono ricavate dalla relazione di scavo del Tronchetti. Sulla base di tutte queste misure ho realizzato un modello in 3D e dal modello in 3D ne salta fuori che il 22 di aprile, quando il Sole era in asse col corridoio, si formava un perfetto triangolo equilatero vicino alla soglia di questa porta. A questo punto il mio auspicio qual è? Siccome il pavimento attuale della postierla è questo, è sotto 70 cm, cioè il piano roccioso, io penso che nel piano roccioso possa esserci un qualche manufatto simile a quella coppella che abbiamo visto, che è stata trovata a Spirois, che potesse accogliere questo triangolo luminoso. Questo è il mio auspicio, che scavino a Tardos
per vedere che cosa c'è sotto 70 cm di terra. Comunicheremo. Vediamo, comunicheremo. Diciamo che qui a Murrumanno manca l'obiettivo della manifestazione luminosa. L'obiettivo mancava anche a Spirovis, ma lì lo abbiamo trovato. Adesso vi faccio vedere, qui abbiamo finito, vi faccio vedere la sequenza, non è questo, vi faccio vedere questa sequenza di immagini. Questa è la macchia luminosa. Queste sono le fotografie fatte dagli amici di Muravea. La macchina luminosa si sta spostando pian piano verso la Coppegna. Il 21 di marzo saremo lì per fare un video, perché sarà molto più... Il 21 o il 12? Il 12, cioè, non il 20, il 12, scusa. No, anche perché io arrivavo Sì, il 12 sì. non trovavo Sì, nessuno. sì, ok. Questo è quello che succede ora a Spirovis. È meraviglioso. E qui abbiamo finito. Se avete qualche domanda da fare, No, no, andiamo avanti. andiamo avanti. Le domande le facciamo alla fine. No. Va. Andiamo avanti. Ok. Questo l'hanno capito. Vediamo questo? Sì. Allora, sono 4 minuti e mezzo in time lapse fatto dal sottoscritto. Ho chiesto l'autorizzazione al direttore della cooperativa che gestisce il Pozzo Sacro di Santa Cristina e mi ha dato il suo benestare, anzi ha fatto in modo che nessuno disturbasse questo fenomeno luminoso. C'è da dire che questo l'ho fatto accompagnando al pozzo un'archeologa, si chiama Marina De Franceschini, di Genova, che ha voluto e che è venuta apposta il 21 di aprile a Santa Cristina per vedere questa immagine, questo spettacolo luminoso. E adesso partiamo. Anzi, facciamo una cosa, c'è anche l'audio, adesso vediamo se è di vostro gradimento. L'audio. Questa immagine è riflessa nell'acqua. È il raggio luminoso che sbatte e rimbalza. Questo video realmente dura circa 40 minuti. Stare lì 40 minuti a vedere questa cosa Già è lungo così. sono 4 minuti e mezzo. Noi ti abbiamo i minuti contati. No, però è da vedere questo perché... E poi fa parte di uno spettacolo luminoso di più ampia portata, perché poi c'è lo spettacolo luminoso anche al solstizio d'estate, però ci sarebbe da fare una conferenza apposta per quello. Adesso stiamo per arrivare al blu. Guardate la Tolos come è formata, ci sono i conci tutti della stessa misura fino ad arrivare dove sta per toccare la luce. Adesso E la circonferenza invece che in questo momento andrà a toccare la luce è più ampia, cioè il blocco ha un'altezza. Ecco, questo è la base del 12° anello, che è più alto degli altri e mediamente ha uno spessore medio di 43 cm,
mentre tutti gli altri hanno uno spessore medio di 28 cm. Per cui quell'anello di quello spessore ha un significato particolare, non è stato fatto a caso. L'immagine luminosa che vedete, che è stata monitorata il 21 di aprile, inizia il 16 di aprile. Se si va il giorno 15 di aprile, si vede ancora una macchia luminosa, però non arriva a lambire il 12° anello. Solamente dal 16 aprile al 21 di aprile l'immagine luminosa entra nel 12° anello e va a quasi a fermarsi in un concio particolare. Adesso lo vediamo, perché pian piano, vedi, la traiettoria è stata relativamente veloce sulla parete in questo senso. Adesso sta frenando l'immagine, è una cosa, sembra fatto apposta. Adesso si è fermata quasi e si sta assottigliando. Che orario della giornata era? Ma diciamo che siamo attorno a mezzogiorno. La culminazione. Ecco, siamo all'interno del 12° anello e l'immagine luminosa va a sfumare dentro questo concio che ho evidenziato. Quello che io poi nel mio studio ho battezzato concio alfa, per distinguerlo dal concio beta, che è questo che sta qua sotto. Qui non l'ho individuato. Ecco che cosa succede. I raggi luminosi si riflettono nell'acqua e vanno a illuminare il 12° anello. Per cui questo è quello che succede a Santa Cristina, che si può vedere 2 volte l'anno, 21 di aprile e 21 di agosto. Perché il 21 aprile e il 21 agosto? Perché praticamente il Sole, quando arriva... Perché praticamente il Sole ha un percorso pendolare. Dal solstizio d'inverno al solstizio d'estate si ha un aumento dell'altezza del Sole nell'arco celeste. Per cui quando arriviamo al 21 di aprile si ha questa manifestazione. Passano 40 giorni, 2 mesi, non 40 giorni, 2 mesi, il Sole arriva al suo, alla sua massima altezza, al mezzogiorno, e poi dopo il 21 di giugno riprende a scendere nell'arco celeste. Praticamente man mano si accorciano le giornate, ed è per questo che quello che succede il 21 di aprile si ripete il 21 di agosto. Ecco, ma perché i nuragici o i costruttori, insomma, di questi edifici, così come hanno fatto a Ballao, come hanno fatto a Santa Anastasia di Sardara e Spirois, volevano segnare il 21 aprile, il 21 giugno e il 21 agosto? Cioè, qual è la motivazione? Allora, io ritengo, è un'ipotesi, siamo sempre nelle ipotesi antropologiche che possono essere accettate oppure no. Io ritengo che il 21 di aprile sia legato alla maturazione del grano. Perché ho fatto un'indagine sia
per quanto riguarda la civiltà romana, ma anche poi possiamo andare anche indietro nel tempo e vedere che cosa succedeva nella cultura ebraica e scopriamo proprio nella cultura ebraica che le prime spighe del grano venivano offerte a Yahweh. Niente di strano che anche qua in Sardegna, se si volesse vedere con questo rito quale fosse la produzione che sarebbe stata da lì a pochi mesi, nel senso che se la spiga del grano non è ben compiuta entro un certo momento dell'anno, addio al raccolto. Tant'è vero che c'è un detto a Cabras che recita: chi a metà di aprile sull'ori non monta su sruccu, slovedin di sununcu. Cosa significa? Se entro metà di aprile il grano non ha coperto il solco con le sue spighe che sono diventate belle grandi, pulisciti il muso perché non avrai niente da mangiare. Per cui io penso che sia questo il motivo che ha portato a celebrare questa data del 21 di aprile. Quella del 21 di agosto è una conseguenza, poi che sia stata utilizzata per celebrare quello che è la fine dell'annata agraria ci può anche stare, tant'è vero che il 15 di agosto era considerato poi la fine dell'annata agraria, a prescindere dalle motivazioni dell'impero romano che andavano a inneggiare all'imperatore il 21 per l'agosto praticamente. Quindi in pratica questi fenomeni luminosi potrebbero segnare 3 date particolari dell'anno, visto che loro non avevano un calendario come il nostro. Sì, certamente, no. E quindi dovevano in qualche modo sapere delle date precise. Ma diciamo che non era neanche un calendario, perché sicuramente le cose le sapevano a prescindere da tutte queste cose. E quindi si svolgeva magari un rituale. Era un rituale legato alla divinità. Probabilmente tutto quello che facevano lo facevano in funzione della divinità. E possiamo dire, senza sperando di non offendere nessuno, che erano 10 volte, 100 volte più talebani questi che non i talebani attuali. Ascolta, voglio farti un'altra domanda. Io ho seguito una tua conferenza, è una domanda improvvisata questa, non l'abbiamo concordata, quindi lui non sa che cosa gli sto per chiedere. Ho seguito una tua conferenza dove per il pozzo di Santa Cristina dicevi che la superficie del pozzo, che riflette quel fenomeno luminoso, poteva essere enfatizzata se nella superficie dell'acqua, anziché acqua, ci fosse un'altra sostanza. Ci racconti, io sto chiedendo a lui di dirvelo, così lo sentiamo dalle sue parole. Vorrei che raccontassi che cosa si verifica nel pozzo di Santa Cristina, che cosa hai voluto, come l'hai scoperto anche. Allora, l'ho scoperto in questo modo. Quando sono andato, era il 2015, sì, sono andato per verificare le mie teorie su questi raggi riflessi. Sono andato il 15 di agosto, il 21 di agosto, munito di macchina fotografica, lì arrivo al pozzo
all'ora stabilita, verso le 11:15, 11:30, per vedere il raggio riflesso nella parete. È vero che il raggio riflesso era 20 cm sotto quello che doveva essere effettivamente. Mi è venuto un accidente perché ho pensato Ho sbagliato tutto. E invece no, non avevo sbagliato proprio niente. Tant'è vero che poi ho chiesto a una guida lì, archeologo, mi ha detto: ma la settimana scorsa c'è stato un vandalo che ha buttato una sostanza biancastra dentro al pozzo e non siamo riusciti a toglierla. Per cui abbiamo dovuto aspirare l'acqua con una motopompa. È per quello che l'acqua era a 20 cm bassa. A quel punto mi si è illuminata la classica lampadina e ho pensato: ma puoi vedere che qui nel pozzo c'è un sistema di troppo pieno sifonato. Cos'è il troppo pieno sifonato? Accidenti. Non abbiamo le immagini, vabbè. Fate uno sforzo di fantasia. Allora, dovrei accendere di nuovo il computer e accendere di nuovo. Possiamo anche farlo, dai. Se abbiamo tempo da perdere. Sì, Dai, no. vale la pena, perché... Certo. Avessi saputo avrei messo subito le immagini. Ma infatti questa è la dimostrazione che non si aspettava la domanda. Ok, c'è connessione. C'è connessione. Posso farti una domanda? Sì, certo. Forse non ho capito bene, ma come mai l'acqua, una volta aspirati quei 20 cm di sporco, chiamiamolo così, l'acqua non è ritornata a livello? Perché eravamo in agosto e l'avena è molto debole, per cui è per quello. Naturalmente tutto quello che noi stiamo vedendo adesso, c'è un blog che si chiama Maimoni. È questo qua. Dove lui è entrato adesso, dove c'è spiegato tutto nel dettaglio, quindi se volete... Maimoni blog. È uno studio in 18 parti. Allora, questo è l'impianto di troppo pieno sifonato, nel senso che l'acqua entra dentro questa camera da questo orifizio e in un troppo pieno normale che cosa succede? C'è un foro posto a questa altezza e l'acqua va via da questo foro, ok? Qui dove io sto indicando con la mano. Nel sistema di troppo pieno sifonato invece il foro è sotto, per cui l'acqua per defluire deve entrare in un'altra camera e defluire per sfioramento da quest'altro bordo. Per cui se noi mettiamo una sostanza che galleggia nell'acqua, come può essere l'olio rimane in superficie, non va via mai, rimane lì. Ed è proprio per quel motivo che quella sostanza biancastra che fu buttata nel bacile non andava via, proprio per questo motivo, perché lì c'è questo sistema di troppo pieno sifonato che imprigiona l'olio praticamente. Questo per quale motivo? Perché il 21 di aprile siamo ancora nel periodo delle piogge, per cui dalle commessure dei blocchi della parete della cupola ogivale esce dell'acqua, ruscella praticamente e cadendo nel bacile increspa la superficie dell'acqua, per cui noi andremo a vedere il 21 di aprile un'immagine tutta frastagliata, anzi ve la faccio vedere. Ecco, il 21 di aprile si vedrebbe questa immagine, guardate, facciamo la sequenza, eccola qui.
vedete questa immagine tutta distorta, è dovuta proprio a questo fatto che la superficie dell'acqua è tremolante, mentre il 21 di agosto abbiamo questa situazione, è perfetta, è nitidissima l'immagine. Per cui, per poter avere un'immagine simile a quella del 21 di agosto, si aspergeva dell'olio d'oliva sull'acqua praticamente in modo da ridurre il moto ondoso. E questo ce lo dice oltretutto uno studio fatto dall'Università Federico II di Napoli, dove hanno scoperto che l'olio d'oliva è la sostanza migliore in assoluta per smorzare il moto ondoso nel mare. Sì. Per cui queste genti hanno scoperto questa cosa 3000 anni prima di noi, praticamente. Noi lo possiamo verificare quando c'è qualche nave container di qualche petroliera che sversa il petrolio nel mare, sì, e lo vedete sempre caldo. Certo. È lo stesso principio. Certo. E questo, oltretutto, il fatto di mettere dell'olio sull'acqua ha un secondo effetto. Un secondo effetto che non è voluto, evidentemente, però ha del miracoloso, almeno agli occhi di quelle genti. Questo è un esperimento che ho fatto a casa mia. Ho preso 2 piattini da caffè, uno l'ho riempito d'acqua, questo, e l'altro l'ho riempito d'acqua con un sottile strato di olio d'oliva. Come lo sprecano. Guardate che cosa succede. Il piattino con l'olio senza olio dà questa immagine sul soffitto della camera. Questo con l'olio è più luminoso e anche un po' più ampio. Per cui mettendo l'olio sull'acqua si ha praticamente un aumento della luminosità. Una lente di ingrandimento? Sì, diciamo quasi una lente di ingrandimento, però diciamo che questo fenomeno è spiegato scientificamente, perché si chiama il fenomeno di interferenza costruttiva. Cosa significa? Che i raggi solari, quando colpiscono la superficie dell'olio, in parte vengono riflessi, ma in parte vengono rifratti, praticamente attraversano lo spessore dell'olio. Attraversando lo spessore dell'olio si riflettono sulla superficie dell'acqua e escono attraverso la superficie dell'olio anche, di nuovo. Ed è per quel motivo che si ha questo aumento della superficie luminosa. È come se fosse un doppio raggio. Sì. È qualcosa di spettacolare. Diciamo che sarebbe il caso di provarlo. Di provarlo. Solamente chi offre 10 litri di olio per fare l'esperimento, poi viene restituito. No, diventa, no, è perfetto. no, diventa olio santo quello. C'è stato sponsor. Va bene. Allora, secondo me la conferenza è stata... la potrei dire un'altra cosa? Certo. Allora, questo fatto qua dell'olio potrebbe avere attinenza col nome della località, Santa Cristina. Chi è questa Santa Cristina? Santa Cristina che è martirizzata sotto Diocleziano, mi pare, fu messa a morte e gettata nel lago di E poi lì si è salvata per effetto miracoloso e quindi... Però in questo caso
Cristina, attinenza con Cristo, ma non con Gesù Cristo, con il termine greco, Christos, che significa l'unto. Per cui niente di strano che possa essere legato appunto a questa manifestazione rituale. Perché no? Spero che vi sia piaciuta comunque la storia.